di Dio, siamo al punto della predicazione della parola di Dio, e vogliamo leggere Romani capitolo 8 dal verso 18, leggeremo fino al verso 27. Romani capitolo 8 dal verso 18 fino al verso 27. Gloria al Signore. Appena trovato un video alzato in piedi per onorare la parola di Dio. Romani capitolo 8 dal verso 18 fino al verso 27. Il Signore sia lodato. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che verrà sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Non voglio fare una predicazione classica, ma voglio leggere un insieme di versetti, prendendo spunto dal versetto 18 che abbiamo letto, il primo verso che abbiamo letto, dove Paolo dice così: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Ecco, voglio incentrare il discorso proprio sulle sofferenze che noi possiamo vivere e che viviamo certamente. Ognuno di noi ha sofferenze, in un modo, in un altro, chi per una cosa, chi per un'altra, anche se credenti, anche se figli di Dio, ci sono sofferenze, non solo per chi non conosce il Signore, per il mondo, ma anche per noi, individualmente, come credenti, come persone. Noi possiamo soffrire. Cristo ha sofferto. Amen? Amen. E se Cristo ha sofferto, noi che lo seguiamo possiamo soffrire anche noi. Ma l'Apostolo Paolo dice: io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Anche se stiamo soffrendo, c'è un futuro glorioso per i figli di Dio. Amen. E le sofferenze che noi viviamo adesso, se possiamo paragonarli, se è possibile fare un paragone con quello che sarà la gloria di Dio per noi, quando un giorno saremo alla sua presenza per l'eternità, non sono nulla. Amen. Quindi questa convinzione dà all'Apostolo Paolo forza per andare avanti e incoraggia la Chiesa di andare avanti, nonostante le sofferenze. Amen. Alleluia. Parla di sofferenze per tutti. La creazione soffre, il mondo soffre, geme ed è in travaglio. Tutta la terra geme ed è in travaglio. Amen. Il mondo è in travaglio, non solo il mondo, ma anche noi. Dice l'Apostolo Paolo:
Non solo essa, la terra, no? Ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, siamo in travaglio, gemiamo dentro di noi e siamo in attesa, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, aspettando il ritorno del Signore. Amen. In attesa del ritorno del Signore, io dico, c'è da combattere, c'è da soffrire. E quindi armiamoci. Amen. Di quelle armi spirituali che Dio ci ha dato affinché possiamo entrare in battaglia, difenderci e anche attaccare il nemico delle anime nostre. Amen. Gloria al Signore. Ora, certamente nella sofferenza, nella difficoltà, entra in gioco anche lo smarrimento, ci si smarrisce. E a volte la fede entra in crisi. E a volte anche nel credente può avvenire e nascere un dubbio che lo può portare anche a una depressione spirituale. È per questo che molti si allontanano dalle vie del Signore, perché non si alimentano alla fonte. Se si trascura l'alimentazione, il corpo deperisce, è vero? E se si trascura l'alimentazione spirituale, anche la fede, non trovando alimento, può spegnersi. Noi non dobbiamo permettere, amen, gloria a Dio, non dobbiamo permettere in alcun modo che la nostra fede sia demolita, scalfita, si spenga piano piano. Dobbiamo sempre andare alla fonte. Sapete qual è la fonte? È Gesù. Quando il dubbio sta in qualche modo emergendo nella tua vita, quando il dubbio in qualche modo ti sta alzando la mano per dire io sono qui, vai subito ai piedi di Cristo, confessa la tua debolezza, amen, e riceverai forza dal Signore. Alleluia. Nei momenti di sofferenza tutti i pensieri negativi vengono tutti a noi. Sapete, è stato così per Giobbe pure. È un uomo che era fedele al Signore, eppure ha perso tutto perché l'accusatore delle anime nostre, che è il diavolo, lo ha accusato davanti a Dio. Giobbe ti serve e ti è fedele perché non gli manca nulla. Ha una moglie, una famiglia, è un uomo onorato. Ma togligli tutto, permettimi di togliergli tutto. Guarda che ti rinnegherà. Ecco che il Signore permette al diavolo di togliere tutto a Giobbe, ma gli impone qualcosa. Togligli tutto, ma non toccargli l'anima. Amen. Pone un limite. Togli tutto. Ma perché Dio concede questo al nemico? Perché Dio è vincitore. Amen. Amen. Perché Dio vince sempre. E conosceva il suo servo Giobbe. E lo ha aiutato in qualche modo, ecco, l'ho lasciato in balia del nemico, sì, gli ha tolto tutto il nemico, la moglie, i figli, tutto l'hanno abbandonato, ha perso amici, ha perso ricchezza, onorabilità, tutto, persino la salute fisica ha perso. E in qualche modo era entrato in crisi. Persino aveva degli amici che erano lì, invece di aiutarlo, gli facevano pesare il suo stato. Però alla fine, non subito, attraverso un periodo di crisi, uno poi giunge ad una conclusione. Alleluia, amen. Qual è la conclusione? Davanti a Dio lui dice, le mie orecchie avevano sentito dire, avevano sentito parlare di te. Adesso i miei occhi vedono di sé.
che Dio con amore gli parla. Prima lo fa parlare. E Giobbe ha delle dimostranze, delle lamentele. Poi a un certo punto Dio dice: adesso tu hai parlato, adesso fa parlare me. E dove eri tu? Io ho creato il mondo, il cielo, la terra, il mare. Ho chiesto forse consiglio a te. Sono cose che noi non riusciamo a comprendere. Perché Dio le permette? Non lo so. So solo una cosa: io devo fidarmi del Signore. Anche se non comprendo, non capisco quello che vedo, le circostanze attorno a me, io devo rimanere fedele al Signore. Noi non possiamo mai dubitare dell'amore di Dio per la nostra vita. Amen. 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 Non dubitare dell'amore di Dio per te. Voglio leggere alcuni versi. Isaia 49, versetto 15. Avete la Bibbia, lo potete trovare. Isaia 49, 15. Dice così: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Punto di domanda. Una donna può dimenticare il bimbo che allatta? Il sentimento di una madre è diverso dal sentimento di un padre. Dice 100 padri si possono avere, ma una mamma è una sola. Vero? E Dio mette a confronto in relazione il suo amore con l'amore di una mamma. E può una mamma dimenticare l'amore che prova per il figlio che ha partorito? Ci sono alcune mamme che lo fanno, dimenticano. Difatti il Signore dice: anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Possiamo dire amen? Amen. È profonda questa affermazione. Fratelli e sorelle, ci sono genitori che abbandonano i figli, è vero. Ma il Signore non ci abbandonerà mai. Amen. Amen. Quindi Dio non può dimenticarsi di te e di me. Anche se a volte abbiamo detto: ma Signore, ti sei dimenticato di me? Io prego, tu sai la mia difficoltà, perché non mi aiuti? Il tempo, l'attesa è una forza contro di noi. Ci mette a dura prova, ci attacca, la nostra fede lì viene messa alla prova. Amen. E il nemico ti mette in testa proprio questi pensieri: Dio non c'è, Dio ti ha lasciato, Dio si è dimenticato, non vedi la tua situazione, Dio non lo sta vedendo. Ricordi le tue mancanze, i tuoi peccati, per questo Dio ti ha lasciato. Un pensiero malvagio che non è da parte di te. È il diavolo che mette in noi questi pensieri. Il sentimento invece del credente che ha sperimentato l'amore di Dio, di fronte a questa circostanza dice: io so che Dio mi ama. Amen. Dio mi ha dato il suo figlio. Gesù è andato in croce a morire per me. Amen. Gloria al Signore. Quindi anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Salmo 25, versetto 20, il salmista fa questa richiesta al Signore in un momento di difficoltà che lui stava vivendo: proteggimi e salvami. Fa che io non sia confuso, perché in te confido. Alleluia. Amen. Salmo 25, versetto 20. Fa questa preghiera: proteggimi e salvami. Fa che io non sia confuso, perché in te confido. Amen. E quante volte abbiamo fatto anche noi la stessa preghiera? O abbiamo detto al Signore: Signore, liberami da questo, da quest'altro, intervieni. La preoccupazione del salmista era che potesse perdere la fiducia nel Signore, e faceva in modo di aggrapparsi alla fedeltà di Dio, ammettendo tutta la sua debolezza: proteggimi e salvami.
chi può proteggerti e può salvarti se non il Dio Onnipotente? Proteggimi e salvami. Sapeva della sua debolezza e che poteva anche confondersi, smarrirsi, mettere in dubbio la fedeltà e l'esistenza anche di Dio. Per questo dice al Signore: fa che io non sia confuso, perché io confido in te, voglio confidare in te, Signore. Amen. Alleluia. Un altro verso che ci incoraggia molto, Isaia 41, versetto 10. Ancora un incoraggiamento da parte del Signore. Isaia 41, versetto 10. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Amen. Amen. Tu non temere, perché io sono con te. Alleluia. Tante volte, sapete, in momenti particolari, quando davanti a Dio ho levato la mia preghiera, chiedevo proprio così al Signore: aiutami, Signore. Lo Spirito Santo mi rispondeva proprio con questa affermazione: io sono con te. Io sono con te. E per me è stato tutto, perché se il Signore è con me, nessuno potrà essere contro di me. Amen. Io sono con te. Non ti smarrire. È facile entrare in confusione, perché c'è l'idea proprio nel credente, diffusa nei credenti, no? Che perché io ho accettato Gesù, mi sono battezzato, la mia vita sarà sempre in piena prosperità. Non è biblico, non è vero, non è cristiano. Amen. Ma nel mondo avrete tribolazioni. E quando Gesù dice nel mondo avrete tribolazioni, dice tribolazioni di ogni tipo. Nella salute, nel lavoro, termini economici. Tribolazioni. Lo dice anche: fatevi animo, prendete coraggio, perché io ho vinto il mondo. Amen. Gloria a Dio. E non vuol dire neanche che se tutte le cose ti vanno male, sei sempre lì a combattere, che sei disgraziato. Non è così. Tu sei frutto della grazia di Dio. Devi sentirti benedetto da Dio, perché hai accettato Gesù nella tua vita. E sappi che siamo sotto questo cielo e non sei solo tu a combattere in ogni modo, in ogni maniera. Ognuno di noi ha il suo combattimento. Gesù ha sofferto. Amen. L'esempio meraviglioso che abbiamo è Gesù. Gesù ha sempre sofferto. Stava per nascere e quasi quasi neanche il padre, tra virgolette, non il padre Dio Padre, ma Giuseppe neanche lo voleva accettare. Ma che un angelo parlò a Giuseppe, dice: non lasciare Maria, stai con me. Doveva nascere il figlio di Dio e già c'era chi voleva ucciderlo. È vero? Vedete come la sofferenza è qualcosa che ci tocca sempre, tutti quanti. Fuggiasco per salvare Maria e il bambino, scapparono, cercarono un alloggio. Non c'è posto per te, non c'è posto, non c'è posto, non c'è posto. E ancora oggi non c'è posto nel cuore di tanti per Gesù. Ma grazie a Dio nel nostro cuore abbiamo trovato un posto, vero? Amen. Amen. Mia moglie è incinta delle partori, non c'è posto. Devo fare, togliti. Una donna. E il Signore aveva provveduto già riscaldamenti,
chi avrebbe onorato il Re dei Re. È vero? E il Signore ha sempre tutto sotto controllo. Amen. A volte non sono cose appariscenti, no? Sono cose nascoste. Ma anche nelle piccole cose vogliamo imparare a vedere la gloria di Dio. Amen. Sembrano piccole opportunità, ma sono salvezza per noi. Amen. Gloria al Signore. Quindi la sofferenza ha sempre fatto parte della vita di Cristo. Alleluia. È stato perseguitato, maltrattato, ha sofferto, è stato tradito da uno che considerava un suo amico, è stato tradito. Eppure continuava ad amarlo. Sofferenza. Gloria a Dio. Isaia 44, versetto 8. Ancora un versetto che ci incoraggia: non vi spaventate, non temete, mentre l'ho io annunziato e dichiarato da tempo, voi me ne siete testimoni. C'è fosse un Dio fuori di me, non c'è altra rocca, io non ne conosco nessuno. Amen. Isaia 44, versetto 8. Non vi spaventate, non temete. Punto esclamativo. In ogni difficoltà, nelle prove, nelle situazioni difficili, non ti devi spaventare, non ci dobbiamo spaventare e non dobbiamo avere paura. Non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo. Da tanto tempo conosciamo il Signore, è vero? Voi me ne siete testimoni. Non c'è forse un Dio fuori di me? Non c'è altra rocca. Non c'è altra rocca, non c'è altra salvezza se non il Signore. Amen. Amen. Alleluia. Ecco, la certezza deve emergere nelle difficoltà, nelle prove. Giobbe capitolo 19, versetto 25. Giobbe dice così: io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Giobbe capitolo 19, versetto 25. Amen. Dopo tante sofferenze, finalmente è emessa questa certezza: io so, non so tante cose, ma una cosa so: Gesù vive. Amen. Vive per me. Amen. Il mio Redentore vive. Chi è il Redentore? Colui che riscatta, che ti compra. Chi è il nostro Redentore? Gesù ci ha comprato, pagando non con monete, con oro, con argento, ma con il suo prezioso sangue. Amen. Ecco perché possiamo dire: Gesù è il mio Redentore. Alleluia. Mi ha riscattato da colui che mi teneva prigioniero, mi ha dato libertà. Amen. Amen. Io so che il mio Redentore è vivo. Nelle difficoltà, nelle prove, non puoi conoscere tante cose in futuro, non lo sappiamo. Ma una cosa so, è quella mia mancato, in quella certezza. Io voglio aggrapparmi. Io so che il mio Redentore vive. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Ancora Paolo, secondo Timoteo capitolo 1, versetto 12, nel Nuovo Testamento, secondo Timoteo capitolo 1, versetto 12, l'Apostolo Paolo dice: io so in chi ho creduto. Amen. Io so in chi ho creduto e sono convinto. Una traduzione dice, un'altra sono persuaso, ma si parla di convinzione. I credenti dobbiamo essere convinti di quello che diciamo, di chi abbiamo creduto. In chi abbiamo creduto? Sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Amen. Alleluia. Io so in chi ho creduto. Alleluia. Isaia 43, versetto 2, un versetto che conosciamo, credo qualcuno anche a memoria. Isaia 43, versetto 2. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà. Amen. Amen. Entreremo nel fuoco, attraverseremo i grandi fiumi,
e grandi acque, ma il Signore sarà sempre con noi. Amen. Non saremo mai soli. Il Signore è con noi. Amen. Alleluia. Infine, una meravigliosa promessa che Gesù ha fatto a ciascuno di noi. Matteo 28, versetto 20. Qual è questa promessa? Ancora oggi è valida. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Alleluia. Amen. Amen. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni. Amen. Amen. Tutti i giorni. Giorni tristi, il Signore è con noi. Alleluia. Giorni spensierati. E lì quando tutto ci va bene, giorni spensierati, non abbiamo un pensiero per il Signore. Cerchiamo di godere il più possibile di quello che abbiamo. È per questo che dico, forse a qualcuno farà dispiacere. Grazie a Dio per le prove, per i combattimenti, per le difficoltà, perché ci ricordiamo che abbiamo bisogno del Signore. Alleluia. E senza di Lui non possiamo fare nulla. Alleluia. Amen. Il Signore è con noi tutti i giorni. Sia che splende il sole o c'è la tempesta, il Signore è con noi. Alleluia. Alleluia. Facciamo di queste promesse la nostra forza. Io so in chi ho creduto. Tu sai in chi ha creduto. Alleluia. In chi hai creduto? Io mi sono avvicinato alla religione evangelica. Hai sbagliato. Ma come? Hai sbagliato. No. Ma è una bella chiesa, sana dottrina. Fatta di uomo. In chi hai creduto? Non in cosa hai creduto. In chi hai creduto? E vorrei che tutti noi potessimo rispondere: io ho creduto in Gesù. Amen. Nell'amore di Dio. Amen. Che me l'ha dimostrato il mondo fattivo, dandomi Gesù, regalandomi Gesù. Si è sacrificato per me. Io so in chi ho creduto. Perciò, in mezzo alle difficoltà, in mezzo a tante battaglie nelle quali possiamo trovarci, non voglio mai perdere la mia fiducia nel Signore. Alleluia. E se mi smarrisco, voglio andare subito ai piedi di Cristo, dicendogli: Signore, aiutami, proteggimi, salvami. Fa che io non rimanga nella confusione, ma che la tua luce illumini il mio cuore. Amen. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi per vedere il Signore. Diamo un